Il più giovane ha 18 anni, il più vecchio ne ha 23, tutti residenti nel quartiere dell'Arcella. Sono le tre persone arrestate per spaccio di stupefacenti dagli agenti della squadra mobile di Padova in tre diverse operazioni. Incensurato, il 18enne è stato bloccato mentre percorreva in bicicletta via Lombardo. Al giovane sono state sequestrate 25 bustine di cocaina in pietra che tagliate avrebbero fruttato dagli 80 ai 100 euro al grammo. Il secondo arresto a poca distanza. Si tratta di un 23enne italiano di origine tunisina con diversi precedenti, bloccato con un panetto da mezzo etto di hashish e 2 dosi di cocaina. Oltre all'arresto, per lui è scattato il provvedimento di divieto di dimora nella regione Veneto. A 22 anni l'ultimo giovane fermato dalla polizia notato mentre cercava di nascondere 5 panetti di hashish nel vano contatori del suo condominio. Per lui, italiano di origine romena, il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari.